coalizione che sostiene la candidatura di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Al tavolo insieme a Luigi c'è Michele Zuin, coordinatore regionale di Forza Italia, Andrea Tomaello, coordinatore regionale della Lega, Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e Roberto Pancera, coordinatore della lista civica Le Città. Sì, ecco la parola al sindaco, prego. Microfono. Ah, no, scusa, eccoci, appunto, è più facile con il microfono acceso. E sono un po' emozionato perché credo sia un'alleanza che non serve a sostenere Luigi Brugnaro, ma deve sostenere una nuova idea di città, una città aperta a tutti, un'alleanza che parte da due liste civiche e poi si estende a tutto il centrodestra, di cui adesso racconteremo e ogni protagonista potrà raccontare. Però l'idea che voglio lasciare è ringraziare tutte le persone presenti. Chiaramente siamo il numero limitato perché ci sono le regole appunto dell'emergenza sanitaria, però penso che oggi è anche una bella giornata che presentiamo i presidenti delle municipalità e l'idea che questa città possa essere inclusiva, e l'appello che faccio a tutti i cittadini è: venite per il futuro della città. Noi vogliamo consolidare un periodo di amministrazione che ci ha visto veramente lavorare duramente, e chi ha partecipato in questa grande sfida sa quanto è stato difficile rimettere sui binari il bilancio, rimettere sui binari un'idea di città. Sappiamo bene quanto ancora debba essere consolidato questo cambiamento, ed è un onore per me avere tante persone che credono di occuparsi e vogliono occuparsi di Venezia, ma Venezia come simbolo di rilancio del nostro paese, perché Venezia non è solo una città da amministrare, ma una città su cui si possono raccontare e immaginare dei coinvolgimenti che i cittadini nei tanti anni che abbiamo visto non hanno mai potuto apprezzare, non hanno mai potuto vedere. Cioè l'idea che le persone possano partecipare al di là degli schieramenti, al di là delle idee, al di là di tante diversità che è bene che ci siano, l'idea che si possa lavorare perché l'ambiente sia più bello, perché le persone siano valorizzate nella loro vita. Ecco. Sì. Io mi fermerei qua per adesso. Sì, iniziamo allora a dare la parola a Michele Zuin, che con Luigi Brugnaro ha vissuto 5 anni abbastanza intensi, Michele, come assessore al bilancio. Sì, noi prima di tutto orgogliosi di essere stata la prima lista nel 2015 che ha appoggiato il sindaco Brugnaro nelle elezioni comunali, che hanno avuto un esito positivo, che hanno portato questo sindaco e questa amministrazione a amministrare molto bene in questi 5 anni. Il lavoro da fare è ancora tanto, abbiamo fatto tante cose belle, questo sindaco ha avuto l'ingegno su tantissime cose di avere proprio una marcia in più rispetto a quello che si è visto nell'ultimo ventennio a Venezia, e con altrettanto orgoglio lo appoggiamo in questa nuova avventura del 2020, un'avventura particolare, in una campagna elettorale che sarà particolare perché sarà fatta tra agosto e settembre. Però, ripeto, noi siamo stati anche in questi 5 anni molto leali con il sindaco e con tutta la maggioranza, abbiamo portato avanti le nostre idee, le nostre battaglie e abbiamo realizzato molto. Non parlo personalmente perché ho svolto anche il ruolo da assessore, perché oggi qui sono nella veste di coordinatore regionale di Forza Italia, ma Forza Italia crede in questo sindaco, crede in questa sua candidatura anche per il 2020, perché, ripeto, nella continuità dobbiamo fare ancora molto per questa città. C'è da affrontare questa crisi immane che ci è capitata. Devo dire che abbiamo saputo recuperare sia l'evento del novembre 2019, sia appunto questa pandemia che ci è capitata tra marzo e maggio, e penso che l'abbiamo fatto bene, perché
la cosa principale di un'amministrazione, non perché me ne sono occupato io, ma anzi se ne è occupato tantissimo anche il sindaco, sono proprio i conti, e avere una città che è in grado di ripartire con i conti a posto e che deve però occuparsi di rilanciare le attività e di riportare ad essere grande questa città, abbia bisogno appunto di un altro mandato, e quindi sentitamente e orgogliosamente appoggiamo il sindaco Brugnaro per questa nuova battaglia elettorale che ci porterà, spero, a riconfermarci su questa città. Grazie. Grazie Michele. La parola ad Andrea Tomaello, coordinatore provinciale della Lega. Grazie, Andrea. infatti c'era regionale ma sono ancora provinciale per il momento. Ma io ti avevo promosso. No, ci è arrivato il messaggio, sei No, espulso. Hai ragione. No, collegandomi a questo però voglio ringraziare il coordinatore regionale Lorenzo Fontana, il presidente Zaia, Matteo Salvini e tutta la Lega che mi ha sostenuto, mi ha dato ampia autonomia di scelta e ha sempre fatto sentire la vicinanza alla Lega di Venezia. Ringrazio i segretari di sezione delle 5 sezioni che la Lega ha nel Comune di Venezia e i 500 quasi iscritti che abbiamo nel Comune. È stata una scelta la nostra ragionata, dovuta, ma è partita da vari presupposti. Insomma, se pensiamo a 5 anni fa dove era il Comune di Venezia, che rischiava un default, era commissariato e sindaco agli arresti domiciliari, e dove siamo adesso, 5 anni dopo. Quindi io penso che il sindaco Brugnaro abbia comunque fatto un buon lavoro e credo che la Lega possa fare la propria parte. Che ne dicano alcuni, l'accordo che noi abbiamo tavolato con il sindaco non è uno scambio di poltrone o quanto vedo che scrivono ogni tanto, ma parte da alcuni punti, da alcuni presupposti, da alcuni motivi per cui vogliamo lavorare per la città. Io non abbiamo mai fatto mistero dei nostri temi cari, abbiamo condiviso con lui quali sono stati i punti di forza in 5 anni di amministrazione e quali vorremmo che siano i punti di forza per i prossimi anni. Adesso, senza entrare nel dettaglio, ma io ho sempre detto al sindaco che comunque, sapete, sicurezza è un tema caro alla Lega. Il sindaco ha fatto molto, mi sembra che abbia fatto molto, lui stesso ha detto che si può fare di più, e però abbiamo intavolato un discorso che insomma può portare la città di Venezia, tutta la terraferma, a crescere e dare risposte concrete ai cittadini. Abbiamo condiviso delle scelte sul turismo, sulla gestione del turismo. Io sono sempre stato un sostenitore, ho sempre apprezzato la scelta del famoso contributo di accesso alla città. Adesso sembra un po' antistorico parlarne di questa scelta perché sapete benissimo la situazione che c'è in questo momento, ma è il momento giusto, credo, per prendere delle decisioni che vadano nel futuro dei cittadini della città. Abbiamo condiviso alcune scelte sulle infrastrutture che sono importanti per il nostro comune. È un comune che si trova ad avere porto, aeroporto, stazione ferroviaria, bene, tra l'altro progetto che ho visto ieri della stazione di Mestre, quindi mi complimento per questo, spero che possa avverarsi nel più breve tempo possibile. Ecco. Una città che ha queste infrastrutture deve farle vivere, deve farle lavorare per dare risposte ai cittadini a livello economico, di introiti e di lavoro, quindi su questo sono contento. Abbiamo condiviso anche altri punti, io penso per esempio a un tema che a me è caro sia per motivi di lavoro nel passato ma anche per credo politico, che è quello della famiglia, della natalità, delle nuove generazioni. Noi stiamo lavorando, cercando di lavorare, chi fa amministrazione, chi fa politica lo fa anche per chi viene dopo, per i bambini, per i ragazzi. È importante anche per un ragazzino, un bambino, un cittadino sentirsi parte di un progetto, sentirsi vivo, sentirsi coinvolto e poter vivere appieno la propria città e crescere in un ambiente sano e che gli possa dare le migliori opportunità del territorio. Abbiamo condiviso una serie di cose, devo dire che passatemi la battuta che ho fatto ieri con un giornalista, vostro amico nei colleghi giornalisti che ci sono qua, che quando mi hanno nominato segretario coordinatore provinciale della Lega
mi sono trovato a gestire 6 comuni che vanno al voto, no, di tutta la provincia, e tutti che mi diceva: Sindaco Brugnaro, occhio, state attenti, le trattative. Devo dire che di 6 comuni che sono dovuto fare le trattative è stata la cosa più semplice ed anche quello con cui ho avuto il miglior rapporto di tutti, quindi per questo lo ringrazio. No, sul serio, anche lo sono, voglio dire, siamo... Facevo queste riunioni fiume di 2 o 3 ore che si parlava di tutto. No, ma al di là, veramente, pensavo che il problema principale di questi 6 comuni che andassero a voto fosse Venezia, da riuscire a incastrare, da riuscire così, e in verità Venezia si è risultata la più facile e avevamo già trovato l'accordo praticamente dopo tutto, e anche un piacevole. Ringrazio anche lo staff del sindaco, Morris in particolare, con cui insomma ci siamo sentiti e ci siamo confrontati molte volte in questo... Un complimento da un leghista. Te difendomi. No, grazie. Quindi ecco, il lavoro da fare assieme è importante. Secondo me ci sono buone prospettive. La squadra della Lega c'è, la squadra della Lega vuole esserti al tuo fianco. Se lavoriamo bene, se manteniamo gli accordi, quello che ci siamo detti, per me non c'è nessun problema. Vorrei dirti che siamo la tua forza tranquilla, però siccome era una citazione di un socialista, ti dico forse siamo la tua forza, diciamo, coraggiosa. Quindi ecco, tentiamo di fare questo lavoro assieme e di portare la città, Luigi, a essere di nuovo sindaco e lavorare bene per i prossimi 5 anni. Grazie. Grazie Andrea. Do la parola a Luca De Carlo, che è il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Beh, grazie. Oggi se Fratelli d'Italia è a questo tavolo e se Fratelli d'Italia convintamente appoggia la candidatura di Brugnaro è perché si riconosce anche nella maniera di agire di Brugnaro. Brugnaro è un sindaco coraggioso, lo ha dimostrato, e guardate che il coraggio si legge anche dalle espressioni. Io quando lui è andato in televisione con le lacrime dopo l'acqua granda e di fatto ha espresso il suo grande disagio, le sue preoccupazioni, ma ha anche rincuorato la città, dicendo: è vero, noi stiamo passando un momento difficile, però noi siamo qui, siamo a vostra disposizione, ce l'abbiamo messa tutta, continuiamo a metterla tutta, risorgeremo, ci crediamo, e quello è stato il messaggio più bello che Luigi Brugnaro potesse dare alla città. E quindi è da questo messaggio che noi partiamo per dire anche noi a Luigi Brugnaro che noi condividiamo il suo coraggio. Ne abbiamo fatta sempre una sorta di caposaldo noi che abbiamo avuto il coraggio anni fa di uscire da un partito quando magari qualcuno ci dava per matti, perché insomma non era facile qualche anno fa dirsi di Fratelli d'Italia e fare quella scelta. Beh, è quella scelta che ha molto a che fare con il coraggio. Oggi sono tanti quelli che ci vedono come persone concrete, è la stessa concretezza che poi noi vogliamo dare anche a questa amministrazione. E quindi coraggio, la prima parola, è amore la seconda, perché non solo quelle lacrime hanno dimostrato il tuo amore per questa città, ma anche l'operato di 5 anni di buon governo. Io sono convinto che sempre si possa migliorare. Il più grande critico di se stesso è sempre il sindaco. Io lo dico per deformazione ormai professionale, quindi noi sindaci sappiamo quali sono i nostri punti deboli e sappiamo quali sono i punti sui quali dobbiamo migliorare. Fratelli d'Italia c'è. Fratelli d'Italia, quando avrai bisogno di una mano, c'è. Te la diamo da subito, noi non ne facciamo una questione di poltrone, di sedie o di incarichi. Noi ti diciamo che siamo a tua disposizione. Fai tu di noi, usaci come lo strumento per risolvere i problemi della gente. Noi siamo sempre stati ovunque dei alleati leali, rispettosi e che hanno fatto delle due cose, cioè coraggio e amore nelle amministrazioni, sempre il loro credo. Quindi con noi non avrai veramente mai nessun problema, perché siamo convinti che il nostro confronto sia franco come quello che abbiamo mantenuto in questo periodo, e quindi credo che anche questa città capirà che non è tempo di ritornare ai centri sociali, alla gestione delle risorse come nel passato, ma credo che abbia visto cosa voglia dire governare bene e che non abbia nessun dubbio di continuare in quest'ottica. Grazie. Grazie Luca De Carlo. Roberto Pancera, coordinatore della lista civica Le Città, la seconda lista civica che si presenta a questa competizione. Sì, buongiorno a tutti. Caro sindaco, noi siamo amici da tanti anni, ci siamo conosciuti che tu eri un grande imprenditore,
io ero segretario comunale di un piccolo partito e poi c'è stata una grande storia, soprattutto per te, in questa città. 2 anni fa ci siamo promessi che avremmo iniziato un percorso assieme per la tua ricandidatura, che io ritenevo assolutamente fuori discussione, che il vero problema non era ricandidare Luigi Brugnaro, il vero problema era che lui volesse ricandidarsi e fare altri 5 anni, dopo 5 anni difficilissimi, che 2 anni fa sembravano più facili, ma che invece abbiamo visto che questi ultimi 2 sono stati particolarmente difficili, e il fatto che lui sia ancora in campo con la voglia di ricandidarsi per altri 5 anni, penso sia una grande forma di servizio che fai alla nostra città. Io ho fatto questa lista civica nella convinzione che i cittadini veneziani che non ti conoscono ancora bene, che non hanno avuto la fortuna che ho avuto io di frequentarti in tante occasioni al di fuori dei mondi a cui appartenevamo, sei una persona leale e di una amicizia sincera, puntuale in tutto. Certo, quando si fa politica emergono tanti aspetti, ci sono tensioni, ci possono essere dei momenti in cui le persone tirano fuori delle caratteristiche che non vengono ben identificate, però invece Luigi Brugnaro è una persona molto leale, sincera. Io non ho avuto nessun dubbio a pensare di fare una lista per aiutarlo e anzi ringrazio lui che si mette a disposizione della nostra città. Le città sono al tuo fianco, le città è una lista civica che raccoglie persone di tante esperienze politiche passate, ma soprattutto di tanti cittadini che per la prima volta hanno deciso di mettere la faccia sulla fiducia che hanno in me, ma soprattutto sulla fiducia che hanno nel sindaco che verrà ricandidato e che noi siamo sicuri che rivincerà, perché è giusto che possa governare per altri 5 anni la nostra città e possa portare a compimento il suo programma, nonostante le enormi difficoltà che ha avuto, ma che ha dimostrato che sapendo superare le grandi difficoltà non avrà nessun problema a realizzare i progetti che ha in mente, che sono ancora molti e tanti e tanto belli, soprattutto il passaggio generazionale che lui ha in mente di consegnare questa città alle nuove generazioni. Grazie e buona campagna elettorale a tutti. Grazie a tutti. Adesso questa mattina è anche l'occasione per conoscere i candidati presidenti alle municipalità che sono qui seduti in prima fila e partiamo dalla municipalità di Favaro Veneto. Però prima di chiamare Marco Bellato volevo far dire 2 parole a Renato Boraso. Boraso è candidato in comune con la lista Fucsia, ma ha presentato in municipalità la sua lista civica popolare, che tra l'altro esprime il presidente uscente. Sì, ovviamente io non ho dubbi, Luigi Brugnaro sarà sindaco. Ecco. E sarà il nostro prossimo sindaco. Perché vedete la capacità di governare una città come la nostra, l'ha detto bene Tomaello, l'ha detto bene anche il sindaco di Calalzo, nasce dalla voglia e dal profondo desiderio di mettersi in discussione, partendo da un semplice aspetto. Credo che sia lo spirito di ognuno di noi, di tutti voi che siete qui. Poca ideologia e tanta voglia di fare le cose. Io credo che ciò che ci ha animato noi, in maniera divertente dico solo che Boraso Civica Popolare ha rivoluto sostenere il candidato della municipalità ripresentando la lista, perché Luigi, la parte più importante della città di Venezia è la municipalità di Favaro Veneto, quindi era necessario ripresentare una lista. Esattamente. Però ovviamente avevamo anche dei consiglieri eletti, quindi era doveroso ripresentare la nostra lista, però con un impegno, quello di aver fatto una scelta con il sindaco Luigi Brugnaro di confluire assieme alla lista Luigi Brugnaro sindaco. Però vi posso garantire che se lo spirito è quello che, quindi ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, che è quello di abbiamo un grande lavoro da completare iniziato da questo sindaco e con grande difficoltà da tutta l'amministrazione, perché non è stato facile, posso garantire che non è stato facile, lo sa bene Michele Zuin quante difficoltà ci sono state, Simone e tutti gli altri, insomma non è stato assolutamente facile, però credo che lo spirito deve essere
valutare i problemi per quello che sono e continuare a risolverli, come ha fatto il sindaco Luigi Brugnaro fino adesso. Grazie a tutti. Grazie Renato, grazie mille. Allora, Marco Bellato, 44 anni, avvocato con studio a Favaro Veneto, presidente uscente della municipalità, appassionato di basket, ama muoversi in città con la bicicletta, si candida perché ha a cuore il proprio territorio che comprende Favaro, Dese, Tessera, Campalto, Villaggio Laguna, Canoghera e Casolaro, e per portare a termine anche il lavoro iniziato nel 2015 a fianco dell'amministrazione di Luigi Brugnaro. Prego. Buongiorno a tutti. Io mi ricandido perché è importante portare a termine il lavoro che abbiamo svolto in questi 5 anni a fianco dell'amministrazione comunale. In questi 5 anni sono stati raggiunti dei risultati importanti, uno su tutti la pista ciclabile Dese-Favaro che i cittadini attendevano da 27 anni. È stata fatta su un'osservazione che è partita dalla municipalità e l'amministrazione comunale con il sindaco Luigi Brugnaro, in un momento che io chiamo di lucida follia, ha accettato questa osservazione, l'ha inserita perché era una cosa importante per i nostri cittadini ed era troppo tempo che l'aspettavano. È vero, Luigi Brugnaro è un sindaco del fare. Su un'osservazione sempre della municipalità abbiamo chiesto che l'area della ex piscina venisse abbattuta e fatta una piastra. L'amministrazione comunale al nostro fianco ha fatto una piastra. In un altro, penso alla scuola Pascoli che era in uno stato di non era agibile, abbiamo fatto la richiesta all'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale al nostro fianco ha provveduto subito a ristrutturare la scuola Pascoli. Questi sono alcuni lavori pubblici che sono stati svolti, però in questi 5 anni sono stati fatti un sacco di eventi e penso uno su tutti, dopo 18 anni la municipalità con il comune di Venezia ha ripristinato il carnevale di Campalto. Adesso ci sono delle altre importanti battaglie da fare e sappiamo che a fianco dell'amministrazione comunale, ascoltando i cittadini e sempre dalla parte dei cittadini, perché la municipalità, lo ricordiamo, è il primo luogo dove i cittadini si possono rivolgere, sempre al fianco dei cittadini, ascoltando con coraggio, con fiducia, le battaglie che ci sono da fare, le facciamo insieme perché il bene comune supera qualsiasi ideologia e noi siamo dalla parte dei cittadini. Io ringrazio veramente il sindaco Luigi Brugnaro per questi 5 anni che ci ha dato sostegno, fiducia, coraggio e per quello che ha fatto. Grazie sindaco, uno di noi come dico sempre. Grazie. Grazie Marco. Emilio Guberti, giornalista, un collega con il quale ho lavorato anche tanti anni assieme, 69 anni, nato e vissuto a Lido, sposato, 2 figlie e 2 nipoti, laureato in lettere, giornalista, tra gli interessi la lettura, il cinema e le arti visive in genere. Prima di lavorare per l'ufficio stampa della Giunta e del Consiglio, ha collaborato con l'ufficio comunicazione dell'allora ULS 12 veneziana e della provincia di Venezia. Prego. Ma che dire, innanzitutto sono stato contagiato dall'entusiasmo di fare di chi mi ha proposto questa candidatura. Amo Venezia, amo il Lido e sono convinto che il programma che come coalizione abbiamo predisposto e che andremo a realizzare con i cittadini e per i cittadini rappresenti veramente un'opportunità di sviluppo del territorio del litorale. E uno sviluppo soprattutto in chiave occupazionale per i giovani, perché come diceva appunto il sindaco, il futuro è dei giovani, per cui è a loro che noi dobbiamo guardare per cercare di tenerli anche in questa città, perché io ho mia figlia, le amiche e gli amici di mia figlia, gran parte di loro lavorano fuori, a Milano, fuori all'estero, e bisogna cercare di riportarli qui, di avere questa ricchezza che è rappresentata dai giovani e di tenerli per il bene della città e dei cittadini. Grazie Emilio. Lorenzo Pacagnella, che si candida per la municipalità di Venezia Murano Burano, 31 anni, ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria all'Università di Padova. Si è occupato prima di trasporto sociale ed ora di trasporto pubblico locale. È consigliere di amministrazione del Convitto Foscarini. Vive da sempre a Venezia a conoscere che cosa significa abitare in laguna e quali siano le esigenze dei propri concittadini. Da 15 anni promuove eventi per giovani e non, meno male, in tutto il comune. Buongiorno a tutti, aggiungo qualche parola alla descrizione di Raffaele. Abbiamo detto in più occasioni, giovani, spero di essere un rappresentante degno della mia generazione, di testimoniare che l'amministrazione comunale ha a cuore i giovani, che i giovani possono restare a vivere nella nostra città con una
politica di favore verso la residenzialità, perché sono la testimonianza che vivere a Venezia è possibile. Quindi una delle tante sfide sarà la residenzialità, che è già iniziata, e che nei prossimi 5 anni la municipalità, ascoltando quali sono i bisogni dei cittadini, ma facendosi anche garante che l'amministrazione poi ne tenga conto, questo è quello il primo impegno che mi prefiggo. Ovviamente in 5 anni e a partire dai prossimi 2 mesi saremo l'ascolto, l'orecchio, gli occhi dell'amministrazione verso i cittadini, quindi sul territorio riporteremo all'amministrazione le istanze dei cittadini, sempre con il sorriso, ascoltare tutti, guardare avanti avendo il coraggio di fare. Questa è la sfida che lancio, perché Venezia, nelle città di Venezia, deve essere il suo fiore all'occhiello. Grazie. Grazie mille. Adesso Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, 66 anni, sposato con 2 figli, geometra, imprenditore, da oltre 30 anni amministratore di società con oggetto noleggi per scavi e demolizioni. Negli ultimi anni l'attività prevalente è stata il recupero edilizio industriale. Cresciuto nella Gesci, opera a livello provinciale e regionale con incarico di servizio a formazione per 12 anni, già vicepresidente e presidente dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche per 4 anni e membro regionale dello stesso. Prego. Sì, io sono candidato nella municipalità più grande. So che deve essere stata una scelta sofferta per tutte quante le liste della coalizione, però penso che sia stato importante dimostrare che nei 3 mandati che io ho fatto non consecutivi ho sempre svolto un servizio dove sapevo ascoltare i cittadini e sapevo portare un buon contributo nella realizzazione dei progetti che di volta in volta venivano prefissati. Ecco, io più che parlare di programmi, perché avevo una bozza, avevo già scritta come tutti, però mi rendo conto che dovevo prima sentire le coalizioni e i cittadini, perché noi dobbiamo ascoltare i cittadini, dovremmo essere i presidenti di tutti, non soltanto delle coalizioni che ci porteranno ad essere eletti, e per questo con questo spiccio ne saranno molti testimoni che il contatto frequente, quotidiano con le persone, e chi mi conosce sa come lavoro, porteremo a grossi risultati. E vorrei invertire un attimo la tendenza solita dove siamo stati abituati per anni, dove le municipalità venivano caricate da tutti i pareri che di volta in volta nei tempi strettissimi dovevano essere dati. Ecco, io vorrei aiutare tra l'altro la municipalità nel fare anche un percorso inverso, dove noi porteremo i problemi, i programmi, saremo vicini nella stesura di queste delibere in modo tale che potremmo immediatamente individuare quali sono le risolvibilità di questi problemi e quindi realizzarli nel minor male possibile e anche nei tempi ristretti. Ecco, io vi ringrazio e contatteremo i cittadini e le altre liste per poter realizzare immediatamente questo lavoro che mi auspico possa dare i frutti immediatamente positivi che ci si aspetta. Grazie. Grazie Raffaele. Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, 60 anni, perito in chimica industriale, ha maturato una lunga esperienza nel petrolchimico di Marghera. Ora lavora per un importante gruppo italiano, leader della grande distribuzione con sede a Spinea. Si è occupato prima dei servizi generali e ora è responsabile di acquisti e beni di servizi. Sì. Prego, Teodoro. Buongiorno a tutti. Per me volevo raccontarvi qualcosa di più di me. Oggi sono ancora impegnato nel sociale. Sono stato nel consiglio di amministrazione di Antica Scuola dei Battuti, dove ho visto da vicino quali sono le problematiche dei nostri padri che vivono lì, delle nostre mamme che vivono in questi ambienti. Oggi sono ancora nel consiglio di amministrazione di Fondazione, dove abbiamo un altro tipo di attività. Andiamo a trovare e ad aiutare le persone dentro le loro case. Io sto con Luigi Brugnaro perché ritengo che l'amministrazione trasparente è un qualcosa di fondamentale per le realtà, per i comuni che esistono. E in più penso che il secondo punto fondamentale è proprio quello di essere vicino ai cittadini, perché noi dobbiamo andare a chiedere ai cittadini quali sono i problemi, noi dobbiamo andare a parlare con loro, andare a suonare i campanelli per chiedere quali sono i problemi, perché loro altrimenti sono lì e continuano a parlare in un certo modo in maniera negativa di tutte le amministrazioni che non risolvono i problemi. No, noi dobbiamo andare a trovarle queste persone, perché in questo modo mettiamo la nostra faccia per poter cercare di risolvere i loro problemi. Questo è il mio pensiero.
Grazie. Grazie. Allora, le schede dei candidati poi le troverete, le manderò ai colleghi della stampa e ve le manderò via mail. Adesso se volete fare qualche domanda, è una conferenza stampa? Ah, caspita, manca un presidente. Ah, giusto. Francesco Tagliapietra, scusami. Un attimo. Francesco. Non ci sentiamo. Allora, esatto, buongiorno a tutti, Tagliapietra Francesco. Scusami che ti presento. 54 anni, sposato, con 2 figli, vive a Chirignago, titolare di una piccola impresa di trasporto a Venezia e vicepresidente dell'Ascom di Venezia, consigliere di astronautica, portavoce del consorzio degli operatori di San Giuliano. È molto attivo nel sociale, fa parte del gruppo che anima i principali eventi del territorio nella sua municipalità. Scusami Francesco, vai. No, figurati. Buongiorno a tutti e credo che le città di Chirignago, le città di Gazzera, di Zelarino siano un fondamento importante. Noi abbiamo bisogno di ascoltare i nostri cittadini. Noi abbiamo questa necessità che diventa impellente perché con il cittadino si risolvono tanti problemi. Parlo di un'esigenza che in questo momento io vivo il momento di Chirignago perché insieme alla manutenzione stradale, alla manutenzione del verde, siamo riusciti con l'amministrazione e con gli organi delegati del posto nel risolvere tanti problemi, sentendo ovviamente i commercianti, i cittadini che sono l'anima della nostra città. Gli eventi sì, sono l'aspetto che condivide e che fa sì che ogni persona sia vicina alla comunità stessa, ci hanno portato ad avere tantissime persone perché il merito è del coinvolgimento. Noi siamo in qualche modo l'anima, ma le persone sono coloro che arrivano e ti danno la gioia e la carica per effettuare questo. Quindi l'entusiasmo che ci mettiamo è importantissimo. Io ringrazio Luigi per avermi dato questa opportunità. Non ho mai fatto un'azione del genere, però ci metterò quella voglia, quell'entusiasmo che sarà cardine per tutti. Grazie. Grazie mille. Allora, adesso sì, è il momento. Se qualche collega ha qualche cosa da chiedere. Prego. Allora, do la parola a Luigi Brugnaro, che è il candidato. È random, no? Lo facciamo apposta per essere tornando in tiro. Allora, io intanto voglio ringraziare tutta la coalizione, le forze politiche che mi hanno dato fiducia. Ricordo, come ha fatto Michele, da doveroso, Forza Italia che per prima, 5 anni fa, ha creduto in noi quando noi non abbiamo neanche guardato i sondaggi, cioè li abbiamo guardati e quello avrebbe dovuto allontanarci immediatamente dalla politica. Cioè, c'erano i sondaggisti che mi ridevano dietro. Io ci ho messo tutte le risorse che potevo per riuscire a invertire un trend che effettivamente in questa città era veramente tremendo. Parlo di un trend, io non me la sono mai presa con nessuno, nel senso che saranno i cittadini, sarà la storia a dire quello che è successo. Ho sempre detto, e lo dico anche adesso, che ho tirato una riga. Io non sono venuto qua per fare i conti con nessuno, cioè nel senso che saranno le valutazioni di ogni singola persona nel vedere se si può fare diversamente e penso che tanti abbiano aperto gli occhi. Ecco, dicevo, grazie a Forza Italia che mi ha creduto, che mi ha dato fiducia per primo, però poi al ballottaggio ho avuto anche i voti di Fratelli d'Italia e della Lega. Io eviterei oggi di entrare in polemiche o volermi togliere sassolini, come qualcuno magari potrebbe pensare, di polemiche o cose del genere, perché non ho proprio una benché minima idea di litigare con nessuno. Non l'ho fatto in 5 anni in cui ho ricevuto, anche da gente che non conosco, per cui non sono neanche legati a forze politiche probabilmente, ingiurie, bugie, offese, ma cose veramente di un'indecenza incredibile sui siti, ormai un po' tutti lo sanno, però realmente dici è stranissimo. Io vorrei rispondere a queste persone semplicemente coi fatti e col sorriso, ma lo dico veramente perché in qualche caso qualcuno che vedo continuamente che si esercita nell'astio continuo, io gli dico guarda un giorno parliamoci perché forse ti do qualche indicazione per vivere meglio, più serenamente, perché c'è sicuramente qualche problema al fondo di altra natura, che non può essere quello politico o quello di scelte ideologiche, non ci credo.
credo che qualcuno abbia dei problemi diversi. E quei problemi, ripeto, per quanto mi riguarda, essendo sindaco anche loro, gli aprirò le porte e anche il cuore per cercare di comprendere quale sia la motivazione di tanto astio. Ma detto questo, la città che ho trovato, quella vera, che si vede tutti i giorni, è una città straordinaria e meravigliosa, fatta di persone bellissime, di persone che all'inizio possono avere anche titubanze, timori, diffidenze, ma è normale che sia così. Siamo in un'Italia, non a Venezia, in un'Italia dove tutti possono dire tutto. Dove, se ci pensate, guarda, non c'è polemica, però la realtà è così. Per fare la patente della macchina, per guidare la macchina, devi avere la patente. E fai un esame di teoria e uno di pratica. Senti che banalità che dico. Per fare il ministro non serve niente. Niente. Qualsiasi roba. Cioè non c'è, quando io parlo di meritocrazia, non è un discorso generico che faccio, è un discorso molto concreto. Non può essere che c'è gente che studia, che si applica, poi con una scuola che è diventata anche oltremodo severa per certi versi, anche giustamente se vuoi, e poi a quelle persone non troviamo il lavoro, o non c'è un piano di collocazione. Cioè che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di creare una spesa improduttiva, sempre più improduttiva. Allora, noi a Venezia l'abbiamo provato, cos'è il sistema del malaffare, lo dico in generale perché poi, ripeto, sarà la procura, le magistrature a vedere, ma su tante questioni le cose erano bloccate, si erano complicate. No, quando pensi che ci metta le mani poteri anche più lontani, quelli di Roma, cioè trovi veramente un po' di tutto. Però la cosa incredibile è vedere come poi di fronte alle più difficili condizioni nessuno va a chiederti: ma tu che devi amministrare quella cosa, che devi dirigere quella cosa hai fatto in vita tua per poterti permettere di poter chiedere quel tipo di delega, quel tipo di incarico? Nessuno guarda questo. Guarda, io adesso vedo qua, lo voglio citare, il mio amico Ferrara, l'abbiamo messo a dirigere il Vega, una delle tante esperienze che nessuno neanche ci pensa, perché tra tanti incarichi che questa città ha, le grandi partecipate, la CTV, Veritas, voglio andare al concreto. Ho preso Ferrara, che era un amico, era un commerciante, lui faceva l'agente di commercio. E qualcuno mi ha disprezzato, me lo ricordo ancora questa cosa, me e anche lui, ma ci ha offeso proprio nel vivo, mi appunto nel vivo, quando ha detto: ma è un commerciante, un agente di commercio, come fa a dirigere il Vega? Il Vega altro non è che un immobiliare che deve affittare uffici. Ed è sempre stata in rosso, non perché l'idea sia sbagliata, tant'è che, come dicevo, dalla storia ci sono anche belle cose che sono state fatte, solo che poi non erano capaci di realizzarle. Cioè non basta avere la grande idea che non ho avuto io ovviamente, hanno avuto le amministrazioni precedenti. Il Vega è una bella idea, sì, solo che poi devi darla e devi trovare le persone che sanno farla funzionare. Beh, lui è qui e l'ha fatta funzionare. Quest'anno ha chiuso il bilancio in attivo, per la prima volta penso dopo 20 anni. Perché? Perché ha affittato più uffici degli altri. Non ha avuto il tasso di confusione che c'era nella gestione di un condominio, e chiunque è abitato in condominio sa cos'è un condominio, basta andare su 6 appartamenti, quello è un condominio gigantesco con regole incredibili, un po' alla volta, con grande silenzio. Avete mai visto la ribalta? Mai. In grande silenzio. Non è una delle grandi società del comune, però è un esempio di una persona che non è un mio parente, non è è una persona che io ero certo che ce la poteva fare. Il talento, la persona giusta al posto giusto. E ce ne sono tantissime in questa città che sono conosciute, e la maggior parte non sono neanche conosciute. Io credo che i presidenti che sono qua, che voglio ringraziare veramente di cuore per averci messo la faccia e per essere i presidenti, per cui ho voluto presentarli oggi, di coalizione, cioè di tutta la città. Noi sono tante liste poi localmente che appoggiano questi presidenti, no? Ecco, però la cosa bella è che questo presidente sia il presidente di tutti quei cittadini, e lo dico come ho fatto io, sinceramente ho fatto così, non solo di chi ti ha votato, ma quando diventerete presidenti anche di tutti quelli che non vi hanno votato, perché sarà importante qualche filmato che ho ricevuto in questi giorni di persone che non mi avevano votato e che hanno detto: oggi ti voto. Uno addirittura si è messo in lista con me. Mi ricordo che il giorno che ero diventato sindaco è venuto da me, ha stretto la mano e fa: sindaco, io non l'ho votata. A me succede sempre queste robe. Io non l'ho votata. Tra tanta gente, io non l'ho votata. No, però ti fa capire l'onestà, cioè, della persona, non è facile, no? Uno può anche dirti: io ti ho votato, il scrutinio segreto, tutti bravi. Io non ti ho votato, ma io voglio vedere quello che lei farà. Cioè,
gli avevo aperto, secondo me, una breccia comunque di possibilità, di fiducia. Io credo che questa cosa dobbiamo continuare a fare. Non dobbiamo chiuderci e arroccarci i mi, tui. Non c'è né mi né tui. Ci sono i cittadini. La forza della politica deve essere di convincere tutti quelli che anche dopo la campagna elettorale, che non sono convinti, riescono a venire sulle nostre posizioni, che non sono ideologiche. Io sono un sindaco civico, non ho mai avuto una tessera politica. La nostra lista è la lista a fucsia, perché bisogna spiegare, questa coalizione ha un grande pregio, che ha una trasversalità incredibile nella conduzione della coalizione, e queste forze politiche è perché liberamente hanno scelto, e non adesso ancora l'altra volta, in modo più o meno diretto, perché c'è stata una prima elezione e poi il ballottaggio, di appoggiare questa esperienza a vario titolo e con varie sensibilità, tutte legittime evidentemente, visto che siamo in tanti, con tanti modi. Però la presenza di 2 liste civiche, della nostra in particolare, che rappresenta il sindaco e le cariche importanti della città, ma poi anche quella delle città di cui ha parlato appunto il mio amico Roberto Pancera, ecco, rappresentano la possibilità di tutti di poter ricostruire, ricambiare, rimettersi in discussione, rimettersi in gioco per la propria città, a prescindere dalle appartenenze, a prescindere dalla propria storia, a prescindere dalle origini. Noi siamo perché tutti stiamo bene. Noi abbiamo aggiustato le buche, diciamocela chiara, dove c'erano le buche, non in base alla casa, se era quella che ci aveva votato o no, alla stradina in base ai sondaggi. Non abbiamo mai fatto questo. Io le cose che dico non le dico in base ai sondaggi, io dico per convinzione. Noi abbiamo portato l'idea dell'impresa comune, e così abbiamo amministrato il comune. L'abbiamo pensato che sei un'impresa, non è che tutte le imprese vanno bene, non funziona così, non è che uno fa l'imprenditore, qualcuno dice che è un prenditore. Queste sono le offese vere, perché le altre sono solo cialtronate. Le offese vere, non è un prenditore, è una persona che rischia del proprio, in uno Stato che non è assolutamente a favore dell'impresa e del rischio, dell'umiltà, non è a favore dell'ascensore sociale. Lo vedrete, perché prima di guardare la tua idea vogliono vedere chi sei e da dove vieni, cosa c'entra. Parliamo prima di cosa sto dicendo e cosa sto facendo, poi possiamo diventare amici, anche no, possiamo frequentarci, anche no. L'importante è che però ci rispettiamo. Cioè diventa comunità questa, nessuno va a fare un discorso ecumenico. Siamo tutti convinti che siamo in tanti, con tutte le nostre diversità. Potrebbe essere un'esperienza nazionale, potrebbe essere un'idea nazionale, un movimento civico aperto a tutte le persone che sono stanche di vedere una deriva del paese, che sono stanchi di ragionare per appartenenza, per fedeltà. Tu non prendi il medico per fedeltà, lo prendi per bravura, lo scegli per bravura, non chiedi il medico per tuo figlio se è della tua parte politica o che idea ha. Vai a vedere il suo curriculum, se è uno specialista in quello, e ancora una volta dopo che hai fatto queste verifiche, provate a pensarci, perché sono scelte che facciamo tutti noi, poi ancora sei che vuoi andare a vedere giustamente se farà così o no. È giusto, è normale, è la vita. Dopo però devi riconoscere i meriti, se è vero. Cioè devi essere così onesto, perché nella realtà torni da quel dentista, da quel medico, se no cambi, come è giusto che sia. Questa dovrebbe essere la democrazia, molto semplice. Allora, noi il nostro lavoro l'avevamo fatto in questa amministrazione, noi abbiamo risanato i conti del comune, delle partecipate, cioè abbiamo rimesso in sesto un binario, ma niente di politicamente magico, ma una cosa normale. Non è facile fare le cose normali, fare le cose semplici è un po' più complicato di come sembra, però i numeri certificati l'hanno dimostrato, lo dimostreranno, potrete guardarli, li daremo, li faremo vedere, ma perché mi sto ricandidando di nuovo? Ha ragione Roberto mi conosce, lo sa, io potevo rinnovarmi quando ero presidente di Confindustria e non l'ho fatto, perché non serviva, ho fatto la mia esperienza, anche lì assolutamente gratuita tra l'altro, perché quelle sono cariche che servono solo per portare una voglia di migliorare un po' le leggi, le situazioni, no? Sempre perché il mondo cambia ed è giusto che ci sia. Poi non mi sono rinnovato perché non serviva e abbiamo lasciato il tratto ad altri. Adesso avrei potuto fare la stessa cosa e devo dirvi che sono veramente anche molto stanco, perché da novembre io ho fatto un dritto per quello che è successo, no? Ho detto che ci mancano solo le cavallette. Poi ho pensato, no, sono fuori dalla porta delle elezioni le cavallette. Se io mi ritiro, arrivano le cavallette, perché vengono a mangiare tutto quello che noi abbiamo lasciato in questa amministrazione, l'abbiamo risanata. Mi rendo conto che può sembrare triste continuare sempre a parlare di bilancio, di soldi, il palasciocche di SCEI, perché voi avete visto le opere fatte senza niente, senza risorse. I SCEI sono numeri, sono i numeri che danno peso, misura alle cose.
Poi li puoi usare bene o li puoi usare male. Senz'altro, se non ce li hai e hai i debiti, non fai proprio nulla. Anche se sei il più bravo sognatore del mondo. Bisogna riuscire a rendere produttive le cose che si fanno. E questo è un tema nazionale. Tanto è vero che stiamo festeggiando il debito pubblico. Allora, detto che è meglio averli che non averli, l'ho già spiegato più volte, il tema vero è: vuoi coinvolgere i cittadini, tutte le forze, tutto il Parlamento per come usare una cascata di debiti che vuoi fare? Perché se effettivamente tu metti a frutto quel debito, io sono contrarissimo al debito, Michele lo sa, mi conosce, pensate che in città metropolitana il debito adesso è zero, l'unica città metropolitana con debito zero. Guarda, c'è Centenaro che mi guarda, anche l'altro giorno abbiamo il vicepresidente che è come si chiama? Sensini, che è della Lega, che mi ha detto: scusi sindaco, mi ho anche dimenticato, no, perché non avendo la strumentazione politica, no, stavo finendo la variazione di bilancio, avevamo messo degli ulteriori soldi per le scuole, perché c'è sto problema incredibile, abbiamo un ministro che secondo me è imbarazzante, per cui, cioè no, nel senso che ha detto che devono arrivare 2 milioni, prima 3 milioni di banchi, adesso 2 milioni e mezzo, poi non si capisce quanti milioni, sembra le mascherine, a noi non è arrivata una, banchi, cioè vuol dire pezzo di tavola, pezzi di ferro, se uno sa un minimo di pratica, dici milioni. La Confindustria, tutte le aziende ti hanno detto: guarda che noi ne facciamo 500.000 in tutto l'anno, e in tutto l'anno me ne chiedi 3 milioni in un mese e mezzo, noi non ce la facciamo, non parteciperemo alla gara. Questa è andata giù liscia, come dire, chi se ne frega, ha parlato tanto Burundi, poi ora è tutto uguale, uno vale uno, non è così, uno vale uno, ma dopo non tutti sono uguali però. Cioè, allora ha detto, ma intervista, troppo tranquilla, faccia, gli hanno dato un banchetto con le ruote che sembra un autoscontro, si siede, ha detto che ci sta il vocabolario, soltanto così. Cioè, negare neanche l'evidenza e dice: no, ma noi abbiamo i tablet, milioni di tablet. So, i vostri fioi, se avete visto i milioni di tablet, sarà andare in altre aree del paese, perché qua non si arriva a niente, può darsi che lì. No, ma aspetta, ma è tutto seria sta roba, perché io sono un filo governativo, anzi mi sono beccato anche le offese perché sono un filo governativo. Filo governativo vuol dire aiutare il tuo paese nelle cose da fare, per cui io aiuterò sempre il governo sulle cose da fare, ma devo anche con sincerità dirti quando una cosa non funziona. Se te carichi il muso troppo, a fine si scavessa le gambe, stanno esagerando nelle promesse, nelle cose. Questa va in televisione col banchetto con le ruote e dice che arriverà tutto. E uno gli dice: scusi, Telese, che non sei proprio di destra, no? Gli fa: ma scusi ministro, perché è in diretta, stava sulla 7, l'ho visto l'altro giorno. E ha detto, infatti ho stuato, sono incassato, ho detto: ma stuo perché non è possibile, perché poi alla fine è colpa dei sindaci. Che fa? Ma noi abbiamo dato al commissario Arcuri da fare sta roba. Sì, ha detto: ma lei metterebbe la mano sul fuoco sul commissario che porta cioè sto qua, nella sua, tra l'altro voleva fare un'intervista a favore del ministro, no? E sta qua fa: no, io ho mano sul fuoco, ha fatto a Marco, sì, aveva detto una mano sul fuoco, ha fatto Arcuri, sì, ha detto: ma lei pensa che si possa, Arcuri, c'è il governo, c'è il ministro della salute, questa non è responsabilità, i cittadini hanno bisogno di soluzioni. Adesso noi lavoreremo, stiamo lavorando pancia a terra, cioè con tutti i dirigenti scolastici, li ringrazio perché vogliamo che i ragazzi riescano ad arrivare a questa data del 14 settembre, noi vogliamo che si vada a scuola, vogliamo fare. Io ho solo detto: ma se non ce la fate, non illudete la gente, perché poi magari le persone si fanno dei programmi, che poi se dopo non ce la fai, allora tanto valeva organizzarsi diversamente e magari allungavamo la stagione di qualche settimana. Ho fatto un esempio di come da un'amministrazione locale possono arrivare grandi intuizioni, tant'è che io ho avuto ministri con cui ho lavorato bene, si ascoltano il territorio, come quello che ha appena detto il presidente di municipalità. Se voi diventate trasmissione, no? Poi io divento trasmissione per la regione, che la regione diventa trasmissione per lo Stato. Questa è l'idea federale, cioè l'idea dell'autonomia. Non è che ognuno fa quel che vuole, è che semplicemente metti a frutto le migliori risorse. Noi abbiamo calato completamente il debito di questa città. Magari poteva essere interessante anche per lo Stato italiano. In questa fase, io che sono un nemico assoluto del debito, ho detto sì, però in una situazione di epidemia che non è prevista, ci può stare che fai un investimento a lungo. L'Europa ci ha dato dei soldi per 30 anni, oltre 82 miliardi a fondo perduto, tutte cose che vanno verificate, che accordi ci sono, perché non sappiamo. Però quello che è stato detto ufficialmente mi sembra bello come possibilità. Il punto è, se lo dai a uno che non ha mai fatto niente, non è che per caso questo ciapa, butta i soldi su cose assurde, sui monopattini, che ne so io, su cosa si inventano, su garantire il lavoro che non c'è a tutti quanti, star a casa, eccetera, e alla fine per prossimi 30 anni
tutte le prossime generazioni si troveranno a pagare debiti. Hai voglia i sogni della informatizzazione, del credere, no, alla parte green del paese, al disinquinamento dei mari, dei fiumi, dei canali, alla messa di nuovo, no, le bonifiche, avevo visto bonifiche. E io ho detto, scusa, ma se avete tutti questi miliardi, Venezia si candida, l'ho sempre detto, a essere una grande opera del paese. Possiamo dire che Venezia è la sua laguna, e quando dico la sua laguna parlo a buoni intenditori, vuol dire anche a tutti i fiumi, agli alvei dei canali che arrivano in laguna. Per cui non c'è solo il centro storico di Venezia, è tutta la città metropolitana interessata, ma proprio perché lo è nella natura stessa di com'è la cosa. Può essere che sia finanziata come grande opera. E che ha detto, noi altri che con il modello Genova hanno fatto un ponte. Doani, un anno, gli ha dato 2 miliardi. Noi abbiamo spesi 5 col Mose, detto che poi dove sia finiti lo dirà la magistratura. Ma non è che, cioè, cominciamo a fare un ragionamento, ce li hanno dati in 30 anni però. Non è che per caso tocchi a Venezia ricevere qualcosa, non è che Venezia sia importante per le Olimpiadi. Prima, e lo ringrazio, Andrea ha detto, bella la cosa della stazione. Cioè, sta l'unico. Cioè, sì, un articoletto. Sono venute le Ferrovie dello Stato, dopo, ti dico, 4 anni di lavoro, però che ho ringraziato, eccetera, a dire facciamo un investimento di 50 milioni di euro sopra la stazione di Mestre, che è una delle più trafficate d'Italia. Ma dico, ma secondo voi stiamo facendo un lavoro per qualcuno o per tutti? Cioè, ma per tutti, ma non solo quelli che abitano qua, ma anche quelli che sono di Treviso, di Padova. Mi sembra che dovremmo remare tutti la pagano le ferrovie. Pensavo che ci fosse una esplosione di gioia. Secondo me qualcuno fa anche fatica a capire. Non è la stessa roba che la pista ciclabile che costa 1 milione. E non è la stessa cosa del cambiare la lampadina. Sono diverse misure. Pensavo che la classe, l'intelligenza di questa città, come si chiamava una volta, comprendesse la differenza dei numeri. Non è solo SKY, e se sono numeri e se sono debiti. No, non è così. È diverso, bisogna accendere la luce e lì vedi che le vacche hanno un colore diverso. Devi essere un pignolo, bisogna entrare in queste cose qua. Perché è così che poi io ti produco la novità, ti produco le riforme e un nuovo modo di vivere. Allora, questa cosa come la ottieni? Secondo voi altri? Qualche dume che ha telefonato e ha detto, sai, andiamo a fare una nuova stazione che va a spendere 50 milioni. No, non è così, non funziona così. Bisogna andare come Martei, boom, 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 utilizzare tutte le amicizie possibili e immaginabili, nessuna esclusa. Allora mi domando, ma vuoi che sono solo io che dico finanziatemi sta legge speciale? Ci sono grandi impianti, adesso ci sono le Olimpiadi, ho tirato le ferrovie, dico a te perché lui è bellunese ma è anche un grande amico mio, cioè è un ragazzo solido, non mi frega niente della forza politica, io guardo la persona prima di tutto, è uno solido, io so cos'è lui. Cioè, forse lo capisco, io faccio selezione del personale da 40 anni, io le persone sane le sento subito, cioè lo senti subito quello storto che ha altri obiettivi, questo è sano. La domanda è, e dico se è interessante per lui, ci hanno detto che hanno accettato la sfida di farla per le Olimpiadi. È interessante o no anche per la comunità bellunese? L'abbiamo fatta da soli, cioè dovete essere orgogliosi di queste robe qua. Adesso bisogna seguirle. Perché abbiamo un partito di gente contraria che rompe le scatole mattina e sera, ma lavora proprio a tempo pieno, questi a tempo pieno so chi paga, anzi esattamente lo so, sono dipendenti pubblici spesso, in distacco, utilizzando le leggi incredibili che prima o poi dovremo accendere i riflettori su sta roba qua, perché non è possibile, un conto è lavorare per la democrazia, un conto è per spaccare completamente sempre tutto, continuamente in maniera... Allora la domanda è, pensate che sia finita? No, perché arriveranno le interpellanze, arrivano le prese delle firme, tanto firmare non costa niente. Però la domanda è che uno che faccia la raccolta delle firme costasse €1, deve finire a raccogliere le firme. C'è gente che raccoglieva le firme prima ancora che noi facessimo le delibere di sto comune. Come che faceva sapere che era delibera? Si preparavano già con la raccolta di firme. Che se gente, secondo me, che firma prima o poi, ciapo una settimana e vado a controllare le firme, secondo me è sempre quei. Si gira, fa i comitati, gli stessi, cambia i nomi. Ci sono più associazioni che gente qua. Cioè, è così, ho detto più volte, lo spopolamento del centro storico. Cavolo, cioè, ma un giorno, se mettiamo attraverso i libri, allora ho detto, le emigrati, cioè le persone che escono dal centro storico e quelle che entrano, dati della farmacia, dati dell'anagrafe, insomma sono pubblici, più o meno si equivalgono. Cioè tra la gente che esce da questo centro storico, parlo proprio del centro storico, non sto mentendoci niente, e quelli che entrano sono gli stessi. Il saldo però è negativo di 250 persone all'anno, perché quelle persone sono decedute, sono morte. Allora,
Detto che noi vogliamo rivitalizzare il centro, non c'è l'esodo della gente che va via. È un tema che la gente non torna perché non trova le case, perché sono troppo costose, perché i mezzi, tutti i discorsi che conosciamo, ma che è più facile dichiarare da 50 anni in certi casi. Ero piccolo più sempre le stesse robe, mai risolte, ma trovano consenso. Perché io ti dico, anche a te dà fastidio, sì, mi dà fastidio, tutti, dai, votami che dà fastidio. Però non c'è mai la soluzione. Abbiamo, col Consiglio Comunale, l'altro giorno abbiamo approvato un progetto, 5 anni di lavoro, per portare case per i residenti nell'ex sede della CTV. Atto pubblico, il cantiere CTV. Tutte case, e nella delibera, c'è l'assessore qua all'urbanistica, abbiamo scritto vietato affittarle ai turisti. Scritto, non... Cioè, quando vedrai, ti faccio vedere carte, guarda, sono così contento che venga gente che non so le origini, che hanno tanti amici, perché voglio che vedano. Perché ho una faccia sola, è l'unica cosa che ho chiesto, ho fatto 16 ore a gratis, 5 anni, sono stanco adesso, ne faccio un altri 5 così, al mago che te mi saluti. Solo che te mi saluti, ma sentire offese su cose incredibili, questo la città non se lo può più permettere. Lo dico, va al netto di qualsiasi polemica personale, dicimi pure quello che vuoi, non è un problema questo. L'importante è che poi gli atti siano questi. L'atto è che faremo case per i residenti, tra l'altro li fa Invimit, cioè lo Stato non ha voluto dare l'area al comune, ha dato a Invimit, perché così, il discorso te farò, te vedrai chi che era dopo che hai deleghe sul demanio, te ne accorgerai, perché se cose incredibili, i più buoni, quello che siga di quello che ha fatto l'uovo, quelli che più difendono la città, quelli che aveva deleghe che non dà avanti niente, perché così creo la baruffa, no? La protesta. Cioè, se vi pensate, le navi, se 15 anni che dico che non devono più passare da San Marco, dico, e continuano a passare. Se una bella domanda sta qua. Ma chi è che comanda le navi? È il governo. È il governo, gli stessi che fa protesta, che a Roma però non si accorge, che il governo non che dice, scusa, te vuoi passare a Moco per piacere? Questo è. No, passa ai navi, maledetto sindaco, ma è un modo furbesco di fare. Il problema non è tanto che il sindaco si arrabbia, se crea protesta, credetemi, non è quello. Ma se tu hai 5 macchine, a Seri uno che ha 5 macchine dentro il recinto, è che attacca un cartello, no traffico, è che 5 macchine dentro. Un giorno che sono il campanello che dico, ma ti dove sei che te passi quelle macchine tue? Allora, la differenza è che probabilmente dobbiamo lavorare perché anche al governo, nei luoghi dell'Europa, eccetera, prendiamo e cambiamo le auto da macchine a benzina, a gasolio, macchine elettriche. Io dico anche idrogeno. Pensa, non solo lo dico che se facile, no, anzi per questi è anche difficile capirlo, non sanno neanche secondo me cos'è l'idrogeno, ma dico, a parte questo, noi abbiamo già autorizzato con l'ENI un distributore, il primo distributore fisso a idrogeno a Marghera, il primo, fatto, cioè l'unico distributore che c'è oggi è un distributore immobile, è a Bolzano. Cosa vuol dire tradotto in pratica? Che i cittadini di Mestre, di Venezia, di Treviso, l'area dove possono poi rifornirsi, potranno comprarsi le macchine, ci sono già, che vanno a idrogeno. Sul tubo di scappamento esce aria. Interessa il prodotto, a prescindere da che cavolo voto io, voti tu, da chi sono figlio o chi non sei figlio. Ma scusa, in più i tedeschi e gli austriaci, che sono leggermente più avanti su questo, che hanno quelle macchine, magari via in Italia e via a Venezia, perché è il distributore, stupida la cosa, ma è proprio banale, per rifornirsi e per tornare a casa. Se non ti fa il distributore non può funzionare. Considerate che il futuro sarà idrogeno, perché l'aereo elettrico non è avanti, pensa se si scarica a batteria in volo. L'idrogeno funziona così. Il Giappone, tutte le Olimpiadi, comunico ufficialmente, perché sembra che ho a dirlo magazzini di riviste scientifiche, se tutti i tecnici, quanti professori che avevamo qua a Venezia, tutti tassatutori, vi comunico ufficialmente che tutte le Olimpiadi di Tokyo, che hanno rinviato il prossimo anno, saranno tutti con mezzi a idrogeno. Mi sono da dentro il scienziato, sarà dentro una cassaforte. A me mi ha aperta qua Stefania che parla giapponese e siamo dai dentro insieme con l'ambasciata a conoscerlo. Mi lo so carezzare, mi lo so guardare, tu vieni, spiegami. Perché stiamo facendo sperimentazione anche sull'idrogeno, sull'acqua, acqua salata. Ci sono dei problemi tecnologici di più perché ci sono i vapori di iodio che possono creare rischio di esplosioni. Beh, noi abbiamo delle persone qui a Venezia, con l'esperienza che ci sono delle fabbriche, nelle persone per bene che lavorano, quelli che si tirano sulle maniche, che hanno già fatto delle sperimentazioni su barche con motori a idrogeno, che i giapponesi non hanno ancora fatto. E mi ho detto, amico, ti interessa? Sì. E allora quelle carte cominciamo a scambiarsi. Così funziona. Se è vero o no che funziona così? Cioè, nella vita funziona questo. Questo può essere un modello. Io faccio altri 5 anni, proprio perché non venga dissipato questo tipo di spirito. Tradirei tutte le persone che mi hanno dato fiducia. Se poi non mi votano, sapete che io ho fatto il mio. E finisce così. E non farò mai quello che hanno fatto a me.
perché quello non è un modo di fare opposizione, è un modo cialtronesco di fare. Mentre invece la cosa bella sarà quella di dire: riesco a consolidare questa struttura, questo modo di fare, lo consolidiamo come? Passando il testimone a giovani. Non sarà un percorso facile stare con me, perché io pretendo non solo rispetto, pretendo capacità. E come qualcuno ha detto, se ci sono degli errori, non l'avete detto bene, ma posso dirvelo io, quando sono errori si dicono, avete ragione, ma non serve fare polemica. Se una cosa non funziona, si discute, non c'è da arrabbiarsi. Nella vita, ma quante cose fate? Ma fate tutto giusto voi altri. Quando si sbaglia si cambia, se vedi che non funziona si cambia, ma ci vuole anche il modo di cambiare. Se ti viene una proposta di cambiare, cambiamo. E se no, finché non sappiamo, si sceglie, diciamo, la via più pratica. Ma non c'è dubbio che non c'è nessun problema nel cambiare, ma anche a non fare le cose. L'altro giorno, e finisco, c'è un tal senatore che, se tutto pomposo, si vantava che adesso ha trovato i finanziamenti per la linea dei bivi. Praticamente è una ferrata, una passante ferroviario che in questo momento non serve a nulla, perché noi abbiamo il problema di treni che va all'est, l'est è impestato di cose, ma a parte questo, tutta la linea verso l'est non è ancora fatta, noi altri desfemo mestre. Ci sono le casette che si affacciano su quella linea di bivi con la gente che fa le grigliatine con i bambini. A proposito di natalità, io voglio fare passare i treni veloci, tutte quante di notte, giorno e notte, e questo qua viene anche a vantarsi che ha trovato il finanziamento. Ma pensa che genio! È come dire, ho trovato una bomba, alla che acciopa! Cioè, sembra di parlare di questa gente qua, al Senato questo. Cioè, e va in giro, il sindaco aveva perso i finanziamenti. No, mica la regione tu usi un'altra roba, che roba non avevamo proprio. Cioè, è vero, abbiamo idee diverse. È il Mose, no, ho fatto me. Ma bisogna che finisse, che funzionare. E bisogna provare, e probabilmente qualcosa c'è ancora da aggiustare. Non l'ho fatto io, non tocco niente. Ma bisogna adesso remare tutti dalla stessa parte. Cosa è andare? Poi la magistratura farà il suo corso, ognuno farà il suo. È questo l'atteggiamento. Per cui io vi ringrazio, ma spero, e per quello accetto, come posso dire, la sfida di avere altre forze politiche che per certi versi hanno una organizzazione diversa dalla mia. Sì, io sono libero e resterò libero, io sono il garante di questa situazione, però guardate, io ho accettato di essere più debole, perché non c'è dubbio che io sono più debole, ma siccome non è una questione di forza e tanto meno di prepotenza, ve lo dimostrerò che non c'è questo tipo di problema, non c'è. Ma ho in cambio, e lo dico ai cittadini perché non io, i cittadini di Venezia, hanno in cambio però un appoggio nazionale di forze politiche che possono verificare stavolta dal primo turno, l'altra volta dal ballottaggio, che siamo seri e in buona fede. Roberto sta facendo un lavoro trasversale con persone che dicono: noi avevamo altre idee, abbiamo magari su altri temi altre idee, non è che potremmo essere pensiero unico, non funziona il pensiero unico, non funzionerà mai, però diventa lui, e noi come Civica siamo questo, un'idea che forse a livello nazionale questa cosa viene spiegata meglio, perché è probabile che se la spiega Andrea o la spiega Luca, vabbè, Michele l'ha già ben fatta comprendere a Forza Italia, che l'ha capita, però magari che qui c'è qualcosa di nuovo, forse magari si può ripartire invece da leggende, da cose pratiche che possono funzionare. Ci aspettiamo ai fatti, non c'è dubbio. Intanto facciamo la campagna elettorale e vediamo di vincere. Io spero che vinciamo in tutte le municipalità. Così facciamo vedere ai cittadini quanto può essere. L'ha detto prima il presidente di Favaro, l'unica municipalità che avevamo vinto, poi l'altra volta eravamo tutti divisi. Non ne abbiamo mai fatto un problema di prendere il potere. Però abbiamo visto che su Favaro si può fare, invece che sperperare soldi con promesse del cavolo, andiamo a lavorare e a far vedere le cose. Per cui il ringraziamento che vi faccio, la promessa da questo punto di vista, ma anche la richiesta di avere forza di più. Io ho un'amicizia personale con Luca Zaia, una stima personale, però avere la forza politica della Lega, io lo vedo un valore in questo senso, che proietta stavolta Venezia, lo ha ancora un futuro nazionale, e sono convinto che il movimento civico, sono straconvinto, potrebbe essere il grande momento di alleanza di un'Italia che vuol fare le cose. Grazie a tutti. Grazie. Allora, c'è la collega Monica Zicchiero del Corriere Veneto che vorrebbe fare una domanda.
Prego, Buongiorno Sindaco. Le volevo fare 2 domande in realtà. Una riguarda le municipalità. Se intende, come dire, rivedere le competenze delle municipalità, che cosa le hanno chiesto eventualmente gli alleati. L'altra domanda riguarda l'esperimento nazionale a cui ha appena accennato. Le volevo chiedere di definire meglio questo esperimento nazionale che si fa a Venezia con queste prossime elezioni amministrative. Grazie infinite. Grazie della domanda, poi detta da lei secondo me è anche più interessante perché appunto ci apre delle possibilità future appunto di ragionamento in maniera forse meno schematico. Allora, alla prima domanda nessuno mi ha chiesto niente. Abbiamo un programma, l'ha detto Andrea prima, l'ha detto abbastanza in maniera molto chiara. Vi garantisco, con Luca penso che non c'è neanche bisogno di discutere perché lui mi ha già aiutato, lui ha già aiutato la città anche con operazioni in Parlamento. Quando noi riusciamo ad arrivare alle risorse, le arriviamo in maniera trasversale, pochi si dimenticano che anche Forza Italia, che è all'opposizione, spesso ha aiutato la città e lo sappiamo bene noi. Il Presidente della Repubblica, pochi sanno, io l'ho sempre detto pubblicamente, l'ho sempre riconosciuto, persona di grande garanzia istituzionale, direi che è stato il nostro primo alleato. Questo la dice lunga su qual è la nostra visione delle cose. Non mi hanno chiesto nulla, se non onestà ovviamente, rispetto dei patti, ma dei patti non che patti che mi, tu o cosa, no, patti di linea, che è quello che abbiamo confermato sempre, lealtà, presumo che sia una cosa evidente, cioè che chiedono questa cosa qua, la do già per scontata io. Qual è il tema? Sulle municipalità, per stare alla prima domanda, sulle municipalità, ha detto che non hanno chiesto niente, sulle municipalità è successo questo, ti dico la verità di quello che è capitato. Allora, detto che io neanche fra un po' sapevo come funzionavano le municipalità, perché non ho mai chiesto niente a nessuno, e neanche mai le municipalità, ti dico quella di Marghera, mai è venuta da me, dici sì, mai, a un imprenditore, che sono uno dei più grandi imprenditori del Veneto, che si siedo a Marghera, con migliaia di posti di lavoro, mai mi ha chiesto se ho bisogno di qualcosa. Mai. Ti posso dire però che avevamo le buche così sulla stradina per entrare e le buche non ce l'aveva solo l'imprenditore ma anche tutte le persone, gli impiegati eccetera. Okay? Considera che volevamo fare una volta un investimento che poi abbiamo fatto, volevamo fare un urban center dove volevamo metterci i ragazzi per fare le start-up, una roba così. Mi hanno detto che per noi il Baretto interno non c'erano più spazi commerciali, nel parco commerciale di Panorama non c'erano più. Questo è il rapporto con la municipalità a quel tempo, quindi per me non esisteva. Non so, io credo che esistesse per probabilmente tutti quanti gli amici degli amici, questo sì, però a me nessuno ha mai chiesto niente, perché non conoscevo. Quando sono arrivato, noi avevamo già il problema del bilancio gigantesco e tanti, voi lo sapete, non sapevamo neanche, tanti erano convinti che non avremmo mangiato il panettone, siamo stati eletti a luglio. Questo è il dato di fatto. Cosa è successo? Che sono arrivati alcuni geni del presidenti eletti in maniera pomposa e trionfalistica a dire faremo di te un Vietnam nelle municipalità, un Vietnam, l'hanno citato loro in riunioni loro. Ecco, questa cosa qua, io ho detto, beh, se questo deve essere, ho detto, cominciamo subito. E allora, invece che aspettare un anno intero di Vietnam, abbiamo fatto una guerra lampo e abbiamo cercato di tagliare le unghie a chi stava affondando le mani nelle risorse pubbliche. Affondando come? Con promesse. Con continue promesse, con continue garanzie, tanto paga Pantalon. Il politico cialtrone, come dico io, è quello che non sa trovare le risorse, ma sa promettere tutto a tutti. E l'elettore viene continuamente gabbato da sta gente, perché uno dice, bah, tra uno che mi promette qualcosa e uno che mi promette niente, mi voto come mi promette. Ma la cosa grave è che, primo, non mantiene, e se mantiene ti chiede il cambio politico, si chiama voto di scambio. Secondo, poi quelle risorse non sono quelle che servono, ma sono probabilmente decuplicate dalle loro incapacità nel gestire le cose. Scusate, ma pensate al tema delle case popolari. Ma vi sembra che sia una roba normale quello che abbiamo trovato in questa città dopo 40 anni di gestione? È fallimentare evidentemente. Tutti che pretendevano, tutti che chiedevano, promesse di ogni genere, ci siamo messi noi a tirar fuori prima le risorse efficientando e poi piano piano a ristrutturare le case e poi con le leggi della riassegnazione abbiamo dovuto fare bandi pubblici, non avevamo le liste già fatte, noi abbiamo fatto i bandi pubblici e hanno delle regole strettissime il bando pubblico. Allora in certi casi abbiamo cercato anche di fare cambiare i regolamenti comunali per dare dei vantaggi alla gente che resideva qua da più tempo.
C'è Simone Venturini che ha visto, lui ha più esperienza politica di me, conosce meglio la macchina. Veramente abbiamo cercato di smontare tutte cose fatte in passato. Cioè i piani urbanistici che abbiamo modificato su Burano, su Sant'Erasmo, su Pellestrina, non erano piani fatti dalla sovrintendenza, tutti davano la colpa alla sovrintendenza, non vuoi. No, era il comune che aveva messo un sacco di limitazioni alla possibilità delle persone di aggiornarsi alle proprie case, che non vuol dire fare le mani sulla città, ma vuol dire dare le possibilità ai cittadini di Burano di potersi alzare il pavimento dei 20 centimetri, di poter usare i sottotetti per poter avere l'abitabilità, per dare un po' di aria alle luci alla casa di casa loro, per fare una finestrella magari su posti dove non sono... Cioè cose semplici che servono. Sapete come le abbiamo pensate? Mica di notte da soli. Abbiamo chiamato i geometri, gli architetti, i rappresentanti dei proprietari, i cittadini in pratica, quelli che tutti i giorni lavorano su ste robe. Magari non è la cosa migliore del mondo, magari c'è anche da cambiare. Cambieremo, aggiorneremo, ci sono cose che non... Mamma mia, guarda quanti siamo. Ma l'importante è che arrivino sempre, oltre che alla problematica, anche la soluzione. E anche tutto dobbiamo renderci conto che quando noi facciamo una promessa dobbiamo anche indicare come la risolviamo, cioè da dove troviamo la risorsa per risolverla, se no non è una promessa, si chiama bugia. Noi abbiamo tagliato le gambe a quella bugia. Se riusciamo a ricostruire un rapporto con i cittadini, come abbiamo fatto con Favaro, questo presidente che ha fatto tantissime cose, perché lui ne ha raccontate 3, ma abbiamo fatto un lavoro sui bambini, sugli asili. Tra l'altro noi abbiamo usato la medicina di Favaro spesso come soggetto campione per vedere come provare certe novità anche nel personale. Cioè adesso abbiamo tutto il tema di Tessera, anche lì non ci siamo opposti e sarà una roba gigantesca, sta roba. È arrivato il governo, ha detto che è un'opera straordinaria, importante per lo Stato italiano, dobbiamo collegare l'aeroporto con l'alta velocità. Bene. Nella logica di una squadra noi riconosciamo al governo, quale che sia, la giusta autorità di dover indicare nella via nazionale che cosa deve essere fatto. Allora io la prima cosa che ho chiamato la regione, ho detto voi siete d'accordo su questa cosa, perché il mio riferimento immediato è la regione e la regione mi ha dato una serie di indicazioni. Sono d'accordo ovviamente perché vogliamo efficientare il paese. Ovviamente anche lì ci siamo ascoltati, ci siamo andati a guardarci i piani regionali per non fare i pierini della situazione, per dire le cose a caso e abbiamo fatto un elenco lunghissimo di osservazioni perché noi vogliamo che si faccia, ma siccome è un'opera importante, straordinaria, va pagata. Se te vuoi comprare roba che costa tanto ti appaghi e la paghi e paghi. Se le case che sono vicine avranno un abbattimento del valore, riconosci l'abbattimento del valore. Se c'è da fare un cantiere, la gestione del cantiere di 4 anni, tu dovrai gestire il cantiere pensando che lì ci vive la gente. Ti costerà di più fare quel cantiere, ma sei tu che hai chiesto che è prioritaria per lo Stato. Ponte di Genova ti ha dato 2 miliardi e noi siamo sempre qua a rosegarsi 10 milioni, non ho capito. E stiamo parlando di Venezia. Qui è un discorso di orgoglio. Io l'appello che faccio ai cittadini: andate sopra a ogni vostra considerazione di vecchia politica, di vecchie adesioni ideologiche. Lasciate stare, non è questo il tema. C'è il tempo di gestire le cose con intelligenza. Dobbiamo fare uno stadio, maledetti. Siamo l'unica città che non ha uno stadio. E noi stiamo cercando ancora privati cosa vogliono fare. Abbiamo fatto anche la delibera, c'è già il permesso, c'è lo stadio sul quadrante. Però è difficile trovare gente che tira fuori i soldi. Sto povero Cristo del presidente americano continua a metterci i soldi, ma abbiamo anche da dirgli contro. Dovremmo aiutarlo a trovare altri investitori. Però secondo me non è possibile che Venezia, ma quando dico Venezia, adesso dico Venezia, Treviso, Padova insieme, non abbia un stadio. Cioè non abbiamo uno stadio, non abbiamo stadio vero, no, tutti i tocchettini. Cioè da noi no, non è successo. Non abbiamo un palazzetto dello sport. Non abbiamo, e non solo, spacchiamo anche scatto chi che vuole mettere, perché chissà cosa che vuole, ma ragionate, e lo stesso vale per tutti i trasportatori. Guarda, Francesco, oltre che essere un grande cittadino di Chirignago, presidente, lui è anche uno dei trasportatori che porta la merce in giro per la città di Venezia. Sto a conoscere tutti i canali, lui mi ha detto guarda che bisogna mettere qua i scione, abbiamo cambiato le scionese, gli anelli dentro i Masegni a Venezia, no? Perché non inciampi, perché cascano dentro una sella praticamente. E le avevamo in magazzino, ci eravamo persi con grandi
generosità da parte di operatori che ci sono dentro Veritas, abbiamo scoperto i talenti che ci sono nelle nostre aziende, abbiamo tirato fuori sti masegni e siamo andati a metterli perché se possa legare i barche, ce ne mancano ancora, poi siamo andati in sovrintendenza, dialoghiamo con tutti, con la vitaneria, è un lavoro defaticante, è la politica. Ma abbiamo fatto le cose insieme con tutti quanti, è solo che quando qualcuno si irrigidisce, dopodiché non avevamo pietà. Perché di fronte agli interessi dei cittadini non avremo pietà, ma è l'unica roba dopo che hai finito di parlare, cioè no, perché si decide. E noi abbiamo deciso e continueremo a decidere. Sono stato esaudiente. Dell'esperimento nazionale. Beh, l'ho già detto, adesso intanto vinciamo, i dice che il Same se taglia a fette, ho detto che potrebbe essere, io intanto penso alla mia città, per cui la prima fetta è quello di consolidare in questa città il potere dei cittadini. Ripeto ancora una volta questa sottolineatura che hanno fatto anche altri, i giovani. Credo che siano i giovani la garanzia, l'idea del giovane è una garanzia già di per sé, perché lui ha tutta la scommessa aperta e io, attenzione, voglio addirittura difendere anche quelli che non votano, perché è facile per i giovani che votano. Pensiamo ai bambini, quelli non votano mica, non votano, ma ci giudicheranno. Io insisto su questo tema, ce l'ho a cuore. Se faccio qualcosa lo faccio per quei bambini, perché loro sono innocenti. Purtroppo se hanno anche i genitori che non capiscono non è colpa loro. Però poi pagheranno loro e anche quelli che non sono ancora nati. Non è solo una questione di natalità in sé, è una questione di futuro vero. E qui non si scherza, perché la storia ci giudicherà. Perché Venezia non è amministrare una città qualsiasi. Lo vedranno molto quando le persone che avranno questa responsabilità si renderanno conto. È una città di un'importanza italiana, europea e mondiale gigantesca. Il mondo ci guarderà e abbiamo doppiamente una responsabilità di far bene. È una garanzia per tutti se abbiamo questo amore per la nostra terra. E io penso che ce l'abbiano tutti, sempre, mai ho sottovalutato. Poi alcuni sbagliano, alcuni hanno semplicemente delle ricette sbagliate. Solo che non è che se le ripeti dopo 20 anni allora hai ragione. Semplicemente continui a sbagliare dopo 20 anni. Uno se deve fare le domande, ma quello lo lascia alla sua coscienza, alla sua intelligenza. Dopodiché se passa a qualcun altro. Grazie. Perfetto. Se non ci sono altre domande dobbiamo fare l'ultimo sforzo. Una foto con la coalizione e una foto con tutti i presidenti. Adesso i colleghi fotografi mi hanno chiesto se cambiamo scenografia. Andiamo fuori così respiriamo pure. Allora, prima facciamo la coalizione e dopo i presidenti.